Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, come Don Veneziano, sono su Farming Simulator, ragazzi, mi piacerebbe, cioè, vorrei tanto fare questa serie insieme a voi, sto provando come vedete diversi giochi per capire quale fare o quale non fare insieme a Formula 1, che in questo momento insomma è il gioco anche che va di più, e vabbè, insomma, sapete che me ne frego, però è chiaro che il tempo è poco, quindi voglio cercare di portare giochi, insomma, interessanti, fare un gioco che amo, però un gioco da tempo, da tantissimo tempo, quindi insieme a voi mi piacerebbe riprendere un po' il tutto. Infatti ho bisogno anche dei vostri consigli per imparare, per tornare un attimo, come si dice, un attimo decente su sto gioco. Allora qua siamo proprio all'inizio della carriera, ho due campi, adesso devo qua, come si dice, prendere raccolto. E ho bisogno di consigli su cosa fare, cosa non fare, perché ripeto, devo riprendere un po' il gioco che era tanto che non c'era tanti, a parte la serie Commit non gioco da veramente tantissimo. Vabbè, sono con il volante anche, voglio provare anche col volante. Allora, vediamo se mi ricordo un po'. Ok, perfetto. E qua va bene tutto, teoricamente. Vediamo se va. Ok, andiamo così che mi piace di più la modalità in prima persona. Siamo con il volante, ragazzi, prendiamo il raccolto. Che vediamo un attimo quel simbolo là perché non mi ricordo un cazzo. Aspetta un attimo. Frumento, ok. Quindi stiamo... Il nostro raccolto è il frumento. Ok, ragazzi. Molto bene. Raga, io veramente ho bisogno dei vostri consigli per riprendere il gioco in maniera un po' più decente, ecco, perché veramente non mi ricordo più un cazzo. Non mi ricordo pochissimo, sinceramente. Poi il Cume è famoso anche per andare storto, quindi i campi del Cume sono sempre un po' rincoglioniti. Infatti qua ho già perso un po' di roba, vabbè, insomma, dopo chiaramente la precisione. Sono con il volante, sinceramente ho voglia di usare il volante. Dopo me li sistemo io da solo dopo. Ok. Sì, volevo fare una serie un po' vaneggiosa, nel senso non prendermi troppo sul serio graficamente, è bellissimo, è ottimizzato anche bene. Vediamo con le luci. Solito era il punto debole. Ok. È ottimizzato anche bene. Secondo me possiamo fare una serie molto ignorante, a mio parere. Però fatta bene, ce la godiamo. Tanto qua siamo con i nostri campi. Prendiamo sto cazzo di frumento. Guardate, proprio il cume è veramente devastante, ha una precisione chirurgica proprio. Ma guarda che bello, vai che andiamo. Così, questo è il cume, signori. This is cume, un po' la cazzo, ma va bene. Dopo chiaramente prendo tutto, però... Cioè, non posso star là, la precisione millimetrica, non sbagliare niente, c'è meno poi i coglioni. Se no sapete che il cume è una persona... Cioè, già ho il mio lavoro che mi stressa, non mi può stressare anche un gioco, se no vaffanculo, veramente. C'è anche la radio, però ho paura di non poterla usare perché sennò rischio di fare i copyright. Adesso piano piano devo imparare, porca trota. Voglio imparare di nuovo il tutto. Ok. Tu. Devo fare un bel raccolto, ragazzi. Qua stiamo... Dobbiamo arrivare al 100%, ci mettiamo tipo 70 anni, infatti poi saranno dei tagli, comunque sono le 7:38 sono, e c'è il sole. Non mi ricordo più però, per vedere il tempo, non mi ricordo più le previsioni meteo, cazzo. Questa è la mappa. Non mi ricordo più vedere il meteo, vabbè. Anzi, scrivetemi il commentino. Come si fa a vedere il meteo come indiano? Vai come con la tua precisione chirurgica. Papapero, pero.
Guardate come con che... Cioè, che guarda che c'è la classe, ragazzi, la classe proprio. Con una classe a classe, c'è poco da fare. Ok, ragazzi, manca il 4%. Ormai è finita, ne andiamo verso... Di qua. Ok, siamo al massimo. Molto bene. Se mi ricordo, adesso vediamo se mi ricordo perché non mi ricordo un cazzo. Ok. Ora scendiamo da sto stronzo qua. La nostra prima, guarda là. Che ordinato che sono stato. No, aspetta. No? Ecco. Ok. Apri copertura. Quindi devo andare con questo teoricamente. Ok, questo pompa, ragazzi. Ora ci mettiamo così. Ok. No, più vicino penso. Forse così basta, ok. No. Ok. Estendi condotto. Vuol dire che... Aspetta. Oh yes. It's fantastic, come. It's fantastic. Spero dove cazzo devo portare questo? Là teoricamente. Adesso vediamo. Adesso cerchiamo di capire, fioi. Ok, questo è bello pienotto. Però come un po' mi sto ricordando, dai, qualcosina. Piano piano. Dai, muoviti, porco. Bisogna capire dove sono i cosi, là, dei contenitori, dove caricare, dove tenere la roba. Ok, finito? Ok. Allora. Qua devo metterlo probabilmente. Aspetta, ragioniamo. Aspetta un secondo. No, ma qua è il contenitore, ma per scaricarlo? Aspetta un attimo. Ricordo un cazzo, non mi ricordo. Poi in periodo di questi pellet che puoi trovare, ok. Qua sono i semi. Ok, qua c'è il fertilizzante. Ok. Quindi anche qua ci siamo. Qua forse. Bella, ok. Devo ricordarmi, fioi, cioè, chiedo un po' di pazienza, se avete voglia con me di seguire la serie e insieme, come si dice, mi consigliate cosa fare, come per esempio, che acquisti devo fare adesso? Cioè, mi bastano queste attrezzature, ne devo comprare altre. Aspetto i vostri consigli, raga. Allora, scarica, aspetta, vediamo se è giusto. Oh, yes. Ok. Perfetto. Molto bene. Adesso per esempio mi consigliate di assumere un operaio a sistemare la parte, cioè a prendere il frumento, intanto io cerco di andare, vediamo il campo 19, il campo 14 per esempio. Vediamo come è messo il campo 14, se devo fare cominciare a arare il campo e tutto quanto.
Tuttururururu. Ok, questo è da cominciare proprio, penso. Allora ragazzi, stasera interrompiamo qua. Adesso quello che voglio capire è cosa devo comprare, quali sono le attrezzature che mi servono per cominciare alla grande. Se devo assumere un operaio di là a prendere il frumento, intanto io mi comincio questo qua. E cosa fare? Se avete voglia ragazzi, io faccio questa serie insieme a voi alla grandissima. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!